siamo a Pramaggiore, una giornata molto particolare. Oggi la provincia di Venezia è qui presente per presentare insieme alla Mostra Nazionale dei Vini un opuscolo fatto in collaborazione con la Regione Veneto sugli itinerari del territorio del Veneto orientale. È un opuscolo molto interessante in cui valorizza il nostro territorio sia dal punto di vista paesaggistico che anche enogastronomico. Difatti siamo nella Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore. Il nostro intento è quello di continuare a investire sul Veneto orientale, continuare a investire sul turismo dell'entroterra con il suo paesaggio di acque, col suo paesaggio di storia. Penso a Portogruaro col suo centro storico, penso a Concordia con gli scavi archeologici, insomma, e penso soprattutto ai prodotti enogastronomici, alle strade dei vini e soprattutto alla mostra e all'Enoteca regionale di Pramaggiore. Itinerari nel Veneto orientale vuol dire valorizzazione del territorio, è supportato dalla provincia di Venezia in collaborazione con la Mostra Nazionale dei Vini e il Consorzio delle Proloco del Veneto orientale. È un'iniziativa che serve naturalmente a dare impulso a questa zona che tante volte viene dimenticata. Noi pensiamo di avere tutti i mezzi per poter mettere in mostra le nostre peculiarità, partendo naturalmente dalla gastronomia, dall'enologia. Per questo abbiamo la Mostra Nazionale dei Vini a nostra disposizione per poter fare una bella figura, vorrei dire, a livello nazionale proprio.